utilizzare l'arte come strumento paradossalmente per esprimere quello che in una società moderna ed evoluta magari non riesce ad emergere. Sì, ovviamente questo sì. Io ho citato nel mio discorso di apertura, proprio ho voluto centrare l'argomento sui giovani, perché Angelo Cottone ha nel cuore proprio che Adrano diventi un centro per richiamare, quindi raccogliere i giovani dell'Accademia di Catania, ma non solo, affinché Adrano diventi un centro di incontro per parlare di arte. Al giorno d'oggi, insomma, sui giornali possiamo anche vedere i giovani in qualche modo smagliati, no? L'arte può essere invece un collante per riprendere dei valori che al giorno d'oggi a volte vengono a mancare. Sono rimasta molto colpita dal fatto che il piccolo centro di Angelo Cottone sia un piccolo luogo di incontro per loro e con loro, dove loro si incontrano, si confrontano, parlano d'arte e fanno arte. Quindi io l'ho trovato una cosa veramente molto bella, difficile da trovare in giro, anche da Lodi dove vengo difficilmente c'è un artista mette a disposizione dei ragazzi dell'Accademia che non sono suoi allievi il suo spazio arte, no? Dove loro si incontrano e si confrontano, e lì c'è la crescita artistica e anche culturale.